Ricordarsi com'era prima la casa, sapere che ci si abitava, adesso vedere le macerie, vedere veramente che sembra un posto di guerra è un colpo forte, insomma. Nei suoi occhi ci sono ancora le immagini delle macerie che ha visto nelle fotografie sul web. È stato un miracolo che Matteo Dallanese in quel momento non si trovasse nell'appartamento di via Tiepolo. Questione di poche ore, poteva essere una strage. La fuga di gas ha ridotto a brandelli le mura della casa, gli arredamenti, gli oggetti personali degli studenti. Lui, 22 anni, studente di ingegneria meccanica, aveva trascorso la maggior parte del tempo da ottobre fino a Natale in quell'abitazione, ma la notte del 6 gennaio si trovava fortunatamente a casa di sua mamma, Vittorio Veneto. Non era nel quartiere Portello di Padova, così come gli altri 7 ragazzi che abitavano nella bifamiliare crollata dopo l'esplosione. Evito di pensare al lato negativo, cerco di guardare il fatto che comunque siamo qua tutti quanti e possiamo continuare la nostra vita come prima. Sarà difficile un attimo adesso riprendere e recuperare tutto quello che abbiamo perso, però insomma è già tanto che abbiamo questa possibilità, insomma. Una piccola fuga di gas che si è protratta per diversi giorni, questa è la causa della deflagrazione. Matteo Dallanese avrebbe aperto quella porta poche ore dopo e l'accensione della luce avrebbe potuto tramutarsi in una scintilla che avrebbe innescato l'esplosione. Pensare che potrei essere là, invece fortunatamente è successo quando nessuno di noi 8 era in casa, almeno questo, diciamo, nella sfortuna c'è stata anche un po' di fortuna, insomma. La procura di Padova ha aperto un fascicolo per capire quali potrebbero essere i responsabili. L'abitazione, costruita 50 anni fa, era regolarmente manutentata dal proprietario. Ora Matteo si trova di nuovo a Padova per cercare un nuovo appartamento con gli stessi 3 compagni di università e riniziare così a studiare.